Eccoci qua. Ben trovati, ben trovati. Innanzitutto devo ringraziare, non so se hai visto, c'è una fila di quasi 49 pullman che noi non ce l'aspettavamo. Ma dove ci entrano qua? Da 49 tutta Italia pullman. E 49 per 50 sono 2000 persone più che sono qui con noi. Senti l'applauso del pubblico, senti? Ma non lo senti, ma lo non senti, è vero, lo ragazzi, senti? non c'è nessun Che pubblico. ma Non senti, ce n'è ma che sono pubblico, finti ragazzi. questi applausi? Sì, Ah, non ce n'è vabbè. applausi. D'accordo, oggi sai dove andiamo? Andiamo sul movie. Ah, sul movie, in che senso? Movie. Filmi, cosa? Brava, Film? brava, più o Sì? meno, sì. Cosa? Tu ti ricordi la nità, no? La nità. Cos'è nità? Nità, se io ti non lo dico tre nità, tu dici tre nità, giusto? E No, se si io ti dice dico unità, non è nità. nità senza unità. Ma nità Se- non esiste. No, e tu lascia fare, lascia Nità, fare. che cos'è, Se io ragazzi? ti dico tre unità, Sì? me lo dici in dialetto? Unità. No, nità senza la U. Trinità, non esiste. Trinità! Lo chiamavano Trinità! Ma di dove gliele faccio uscire queste cose? Oggi parleremo di ricette da film. Hai cominciato con Trinità, lo chiamavano Trinità perché? Ma che Il ne film so, l'hai visto, ma quello che con ne Bud so, Spencer e Terence perché- Hill? perché Qual era aveva- il piatto famoso? Non me lo Salsiccia ricordo. e fagioli. Salsiccia e fagioli. E oggi faremo questo piatto. Il secondo piatto saranno le polpette di Bavaria. Fantozzi, faremo le sì. polpette di Bavaria. Le polpette di che Bavaria. hanno una particolarità. Innanzitutto dobbiamo fare questa salsiccia con i fagioli. Vai, ci sono. E allora cosa facciamo? Innanzitutto prendiamo una padella. Una padella. Vabbè. Padella, dai. Si vede che però sono un campione di Sì, padella. esatto, si vede proprio la classe, Guarda, il Sinner, portamento da me soprattutto. esce. Perché com'è? Cos'è? Questo Portamento, non è quello il portamento. Vabbè, facciamo scaldare la padella e a secco andiamo a mettere A secco proprio? La salsiccia, così. così? a secco senza nessun ingrediente, mettiamo la salsiccia. Così lei si cucina. E fa la reazione Ora, di Maillard, brava, ragazzi. per farla cucinare, Che vedi cos'è la vedi che già la reazione sta di facendo. Maillard? Spiega. Esatto. No, dimmelo tu cos'è la reazione. Spiega di che cos'è la Maillard. reazione di Maillard. È la reazione Caramellizza, perché chiude cosa i pori, succede? Che chiude i pori della e pelle. caramellizza. È importante chiudere i La vuoi pori fare per la avere reazione di Maillard? Mettete un discorso, cioè per avere la pelle uniforme. Allora lui cosa fa? Trattiene trattiene i liquidi. Cioè, le ho detto una cosa, sta facendo una tragedia. Cosa? No, niente, parla. Trattiene, a un certo È punto l'unica non cosa trattiene che sa. più In cucina e si si brucia. Questo è lo zest. E questo? Anzi, tre, brunoise. Che c'è? Ci vuoi parlare pure dello zest? Che cos'è? Lo zest, Sì. certo, lo zest non è altro che la buccia del limone. La buccia Brava, del limone la buccia in generale è la tagliata a Adesso pezzettini cosa piccoli e facciamo? serve a dare un tocco di freschezza ai piatti. Bravo. Mamma mia, Copriamo ragazzi. così, in modo che si cuoce in una buona parte. Poi dobbiamo preparare i fagioli, ma i fagioli li andremo a preparare nella stessa Ah, padella. sì, davvero? Dove l'umore della salsiccia è venuto fuori. E che Va umore bene? è la salsiccia? Buon umore, buon umore. Buon umore? E poi ci prepariamo per la secondesima ricetta. Sì. Ecco qua, per adesso. Adesso facciamo? guarda come è diventata la salsiccia. La salsiccia si è Visto? cotta, naturalmente. Si è ben cotta. A questo punto mi dai questo piatto. Vai, Io metto la salsiccia qui, Sì. un po' di olio. vai. Devo mettere io un No, po' di olio? dammi dell'olio. Ok. Così. E andiamo a fare un bel soffritto di... Sedano, carota e cipolla. Brava. Stiamo facendo questo soffritto. Sì. Mi dai del rosemary? Ma certo, tieni. Only rosemary, così. Grazie. Qui che sta soffriggendo e mettiamo dei fagioli. Sono un po' di maggiorana questo. Mettiamo dei fagioli. Allora, che mettiamo abbiamo i fagioli che abbiamo precedentemente ammollato e cotto. Qui sta sfrigolando e andiamo a mettere i fagioli. Vai. Diamo un bello sapore. Sì. Prendiamo dell'acqua Dai. e la mettiamo qua. Quel tanto che ci basta, così, guarda. Mi daresti un cucchiaino e il concentrate? Ma certo, allora, un Saltiamo cucchiaino. queste fagioli.
E il concentrato, eccolo qua. E il bello all'assaggio, tu non hai Ma l'idea cosa guarda, ci sarà veramente, all'assaggio. che ci sarà all'assaggio? Chi viene? No, tu, non tu, mi dire tu. che viene qualcuno perché No, assaggi tu, ma qua sai non come entra nessuno. Ma sai come assaggi? Come assaggio? Come la scena del film. E com'è la scena del film? Padella e cucchiaio di legno, Ah, pazzesco. capito? Andiamo a unire questo buon concentrate Meglio per of te. tomato. Così lavi meno cose, meno piatti. No, lavi tu, non diciamo al pubblico queste cose. Lavi tu. Perché quella che lava è lei. Lavi tu. Mi lavi tu, lavi tu, lavi tu. Allora, quindi, L'altra concentrato. volta ho incontrato un amico mio che è balbuziente, sai? E tu lo sai, la balbuzia è strana perché ti prende parlando. Se canti non sei balbuziente, lui riesce a cantare senza balbuzie. Lo sai? Pazzesco. Ti giuro. E gli era successa una cosa particolare. Io ci sono andato e lui piangeva, ma ci siamo incontrati. Allora io ho detto, così, siccome lui cantando non balbetta, Dimmelo cantando. e io l'ho detto cantando pure io. E io ho detto, dimmi perché piangi. E lui mi ha detto, mi hanno rubato la macchina. E io gli ho detto, e perché non mangi? C'era pure la spesa. Capito? Guarda come stiamo sfrigolando benissimo. Bene. Andiamo a correggere con un po' di sale. Dai, tieni. Do salt, like this. Ok. Ok. Another little of olive oil. Ok. Ora la signoria Osta deve essere così gentile di assaggiarmi questa pietanza. Che croce, ragazzi. Così. Mi devi sentire se va bene di sale, se il pomodoro è un po' acido. Hai bisogno di assaggiarla di nuovo? No. No, non me l'hai detto però. Abbassiamo il fuoco. Buono. Grazie. E guarda cosa facciamo adesso. Prendiamo la salsiccia, la andiamo a La fai a tocchetti, a tocchetti. Salsiccia a tocchetti. Lo sai Una perché la specie sto facendo a di tocchetti? slide di salsiccia. Perfetto. E lo facciamo. Mi dai la pinza? Una, la mettiamo intera, così Sì. che ci piace, e un'altra così. Andiamo a mescolare. Aggiungerei another bit little of water, Vai. in this way. Ok? E adesso dobbiamo solo coprire e far cucinare a fuoco basso. In questo modo. Per cui ripaticoliamo, Dai, ripaticoliamo, ricapitoliamo. ripaticoliamo. Dai. Che abbiamo fatto? E che ne so. Come che non hai visto che abbiamo fatto? Abbiamo fatto questa zuppetta con i fagioli. Abbiamo messo la salsiccia come? La salsiccia a secco, A secco. ragazzi, cioè significa senza niente, Brava. non è un tipo di lavaggio. L'abbiamo messa in padella senza olio, senza niente, Brava. il tempo che lei ha fatto la reazione di Maillard, Di Maillard. che sapete benissimo che cos'è, l'abbiamo spiegato, L'ho spiegato, non tante dire volte l'abbiamo. cosa L'ho significa. spiegato. Poi l'abbiamo messa da parte. Da Poi parte. che abbiamo fatto? Nella padella abbiamo messo sedano, carote e cipolle, un po' di olio, un po' di soffritto. Allora, io intanto faccio la rima del nostro punto di stacco. Va bene? E allora abbiamo usato la salsiccia, abbiamo usato i fagioli e il pomodoro concentrato. A voi consigli per i consigli. Ma lo capisci come si fa la rima? Non è non la c'è. rima, deve essere baciata la rima, ma che c'entra? Ma baciata no questo, raga, ma mi interrompe e poi... Dice la rima baciata, consigli per i consigli. Allora, mentre la salsiccia sta coquendo, Sì, che voce del verbo coquere, che è latino, cuocere, va bene. coquere latino dalla Sì, latina di certo. Roma. Allora, e prendiamo Sì, macinato di pollo, Sì. macinato di maiale e macinato di tacchino. quindi 3 macinati. 3 macinati che sono la ricetta della
polpette di Bavaria. Ti ricordi il film Fracca e Fantozzi contro tutti? Sì. Esatto, quando lui era in un centro dietologico e gli hanno presentato tutto con la marea di polpette. E non le doveva mangiare. Non le doveva, ma lui le mangiava, tipo... Lo fai tu, cosa? lo diciamo. E allora, facciamo allora? il normale impasto, ed è un uovo. Bene. Poi del parmigiano, mi dai un cucchiano? Qui c'era la rima però, cucchiano, parmigiano. Del parmigiano. Non è il massimo, però va bene. Poi mettiamo, questo è il nostro caciocavallo siciliano, che magari a Fantozzi non gliel'hanno messo, ma noi glielo mettiamo. Vai. Così, così e così. Che diamo questo bel sapore bello sciutigno, come si suole dire. E poi guarda che facciamo. Queste sono delle patate bollite. Sì. Mi prendi un piatto piano. Piano, 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 piano. Lo sto facendo sul serio, lo sto facendo. E allora, abbiamo il piatto piano. Mi dai una forchetta? E guarda che facciamo. Non usiamo lo schiacciapatate che vengono... No, dobbiamo essere grossolani. Così, guarda. E grossolanamente lo andiamo a disfare. Sì. Così. E grossolanamente andiamo a schiacciare. Come vedi, è una patata schiacciata. E ne mettiamo un'altra, che dici? Sì. Sono 3, che è quella che ci vuole. Perché non ti apri? Cornuta. Ok. Come vedi è grossolanamente, grossolanamente geggiata. Molto grossa. Esatto. E allora mettiamo... Che ridi? Ragazzi. Perfetto. Adesso guarda, adesso abbiamo messo l'uovo, abbiamo messo il parmigiano, abbiamo messo il caciocavallo ragusano Tutto, ragazzi, grattugiato. tutto. Cosa ci manca un po' di sale. Ci manca il sale e ci manca anche un po' di pepe, giusto? No? Certo, ora Mettiamo? chiamo la regina del pepe adesso. E qui abbiamo la regina del pepe. Ci vuole la musichetta, quando mettiamo il pepe la musica. Possiamo fare? Pepe, 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 pepe. No, ragazzi, veramente. Ma io intendevo una musica di classe. Pepe, vado al terzo liceo. Pepe, vado al terzo liceo. La musica di classe. No, ragazzi, basta. Il mio regista mi ha capito. Ci voleva. A questo punto, in this point that, andiamo a mettere dell'olio. E dato che abbiamo usato un bello addensante come la patata, di pan grattato ne mettiamo solo un cucchiaio, così e basta. Tanto per. Tanto per. Quanto fa? Tanto per. Vai. Uso le mani che le ho rigorosamente sporche e andiamo a impastare il tutto così. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Vedi, dobbiamo proprio incorporare tutto. Se ci rimane qualche pezzo di patatina sano, lasciamolo, non ci preoccupiamo, perché poi sai, nella masticamentazione fa anche piacere, capito? Certo. E abbiamo usato 3 tipi di macinato. Va bene? Lo vuoi dire quali erano? Pollo, tacchino e... Non te lo dico, non te lo dico. E maiale. Non dovete suggerire in questa regia. Doveva farci la figura che non lo sapeva. Ma nessuno ha suggerito, non è Sì, vero. come no, è arrivato anche a me. Ma che dici? Non è vero. Allora, vi giuro che hanno suggerito. Non è vero. E allora, quando si vede che un composto è pronto, Quando? Quel composto diventa... lo metti nel forno e si cucina. No, diventa uomo Uomo? geno. Ah, uomo genio. Sì, deve diventare uomo geno. Ah, pensavo uomo sapiens. Stavo dicendo. E lo so. E lo so. Vabbè, allora, quindi vedi questa cosa però della patata nelle polpette è particolare? Ecco, e l'ho voluta lasciare non schiacciata con le patate, l'hai visto? Con lo schiacciapatate. Schiacciata grossolana. Ho dato grossolanamente una schiacciatamento.
Vedi? Ok, guarda qua. Ora io mi alzi questo. Ti faccio vedere che bella consistenza che sta prendendo. Pronto questo? A questo punto vedi che ancora è un poco imbrodolata, andiamo ad alzare. Il coperchio non lo mettiamo, Non lo più mettiamo e lo più. facciamo stringere. E lo facciamo stringere. Ecco, Stringare allora, in italiano. Adesso guarda che facciamo. che facciamo? Prendiamo questo impasto che è già pronto. Sì? Bene. C'è chi per fare gli impasti si unge le mani con l'olio. Io ho sempre preferito l'acqua. L'acqua. Perché l'acqua, l'olio poi in un certo punto ti fa anche, si mischia con l'ingrediente stiolificatato monte. Condivido. Capito? Condividi, tu fai sempre così, è vero? Sì, sì, anch'io. Ma un uccellino mi ha detto una cosa a cui io non credevo, sai? Cosa? Che c'è stata lei, cioè lei, parlo di lei, signora Desiree, che ha fatto in casa il pesce all'acqua pazza. Pazzesco, ragazzi. Mi ha fatto impazzire, però Cioè, è uscito bene. Scappava in padella, andava in giro per tutta la cucina. lei guardava È il un pesce, il pazzo. pesce, che buono! Sotto niente! Sotto l'aria! Sotto mezzo! Così, è vero? E andiamo a comporre le polpettine da fare. Vedi con l'acqua come non appiccica. Belle. Vedi? Le facciamo tonde o le facciamo tonde? Polpetta. Ne vuoi fare qualcuna pure tu? Sì. Sì. Dai. Bagnati le mani così Sembrava ti di aiuto. un po' di, diciamo, risposta un Dai. po' Non molto convinta. però. imposta. No, dai, devi fare vedere. Ma non devi fare. Beh, Ponzio Pelato, me ne lavo le mani. Ponzio Pelato mi pareva. Oh. Ma devo dire che classe. Desiree. Ci andiamo a lavare le mani? Andiamo, Desiree? caro, vai prima tu. Vado prima io. Così non intasiamo il lavandino. A questo punto, A questo punto, noi abbiamo l'olio già caldo. Te mi prendi un bel ragnetto, sì, capito? No, non c'è bisogno del ragnetto. la tarantola l'abbiamo detto che si Uno. chiama questo. 2, 3, senti che buono odore. Sì. La salsiccia. Me la smuovi un attimo? No, ma non c'è bisogno di trattarla male, smuoverla con delicatezza, no? Vedi questo come sta diventando il sughetto? Sì. I pezzetti di salsiccia, vedi? Il sugo che si è ristretto viene buono, quel fagiolo Gustoso, tenero, gustoso, capito? Benissimo. Mi dai una forchetta, me la dai una forchetta, me la dai una forchetta, una forchetta, me la dai? E andiamo a gires le polpettes, così. Le smuoviamo, così, così, le andiamo a smuovere. Ok, ok. E intanto ci prepariamo un po' di cose per prepariamo un po' di cose per impiattare e direi che Capito? siamo pronti, giusto? Siamo veramente pronti. Qua, mi dai il cucchiaio d'Alain? Ecco, quello che volevo. Hai visto che volevo io? Cosa volevo? Dimmelo cosa volevo. Si è addensato, tutto si Brava, è, diciamo, brava. amalgamato come un'unica cosa. Si è amalgamato. Ora, la ricetta Sì. è questa. Sì. Ma se noi ci mettiamo un po' di sicilianità, che dici? Ci vuoi mettere cosa? Dimmelo Un po' allora. di caciocavallo ragusano? Ma metti, sì, Ma dai. glielo mettiamo. Un pochino. A fine cottura glielo mettiamo. Intanto andiamo a girare questi. E io credo che possiamo lasciare il tempo di dare una sistemata e ci andiamo troveranno impiattati a impiattare, e pronti. ci sto. Vai. Allora, Le polpette pronti? di Fantozzi sono pronte, polpette di Bavaria. Eccole. E dimmi una cosa, glielo mettiamo o no questo poco di Ma non lo so, caciocavallo? tu che dici? Anche così, diciamo. Ma io direi un di po'? sì, dai, Proprio dammi un po', dai. cucchiaio. Un cucchiaio. Ma un po' di sicilianità ci vuole. Diciamo che il film è stato coprodotto tra chi l'ha prodotto e i siciliani, va bene? Vabbè. Allora, siamo pronti? Non devi impiattare quello? no, No? l'assaggio lo facciamo alla Terence Direttamente? Hill. Mamma Terence mia. Hill nel film mangiava la salsiccia con i fagioli
dalla padella e col cucchiaio, per cui questi sono i nostri piatti di oggi. Deresil. Io ti direi, Terence Hill, io ti direi, comincia con la polpetta. Comincio con la polpetta? Sì. Vuoi? Ti Segui prego, il tuo vai, così, consiglio. come se fosse... Segui il tuo consiglio, è Com'è? un po' calda. Vabbè, certo, com'è? Buona, si sente la patata, buonissima. Eh? Queste sono le polpette, lo sai come le mangiava? Molto Guarda, buone. mordi. Lo mangia, prenditi un pezzo. Ora, io ti scopro che stai mangiando. Stai mangiando! Stai mangiando! Tu stai mangiando! No. È bellissimo. Sta diventando quasi bravo, lo sapete? Non me l'aspettavo questo. Buona, Ma è buona. buona. Quando dici tu passiamo all'assaggio di là. Molto buona, un po' calda ma molto buona. Certo, quando si esce dalla padella sono sempre calde. Buona, quel tocco della patata devo dire che ci sta bene. Allora, Perfetto. continuiamo dopo io e te. Questo di qua. Allora, devi prendere, ti prego, no? Tu sei mancina, vero? Io sono mancina. Allora, prendila così. Mi Così. No, così viene male delicato, così. No. Deve essere così. Devo prendere così. proprio alla grezza? Alla grezza, così. Prendi un pezzo di salsiccia, un quarto di fagiolo ragazzi. e alla via così. La chiamavano Trinità. Che vi devo Trinità. dire, ragazzi, Dai. va? Cioè, secondo me qua... Un boccone dobbiamo fare di questo. Terence Hill faceva un boccone faceva Terence Hill di tutto. Diciamo che la mia bocca è un po' più piccola di quella di E te. va bene, apri. Ce l'ho fatta! Ecco, questo è il boccone di Terence Hill. Si sta bruciando. Indovinate, chi c'è dietro Desiree? Non lo indovinerete mai. Chi c'è? Non lo sappiamo. Alla prossima vi Alla diremo prossima. chi c'è dietro Desiree. Lo chiamavano Trinità, salsiccia e fagioli, 4 nodi di salsiccia, 400 g di fagioli borlotti cotti o in scatola, sedano, carota e cipolla, un cucchiaio di concentrato, fantozzi contro tutti, 200 g di macinato di tacchino, 200 g di macinato di pollo, 200 g di macinato di maiale, 3 patate bollite, 50 g di parmigiano, 50 g di pangrattato, mezzo bicchiere di latte, olio di semi per friggere, sale e pepe quanto basta.